delusa, arrabbiata e poco fiduciosa per il futuro che ci spetta, perché sono cose che capitano, sono sempre capitate a chiunque, ma se dai del bene e ricevi del male forse ti pesa un po' più nel cuore. 1.000 € nell'arco di 3 giorni. Tanto è riuscita a rubare una 52enne nell'osteria da Silvia a Chiarano. Mai si sarebbe sospettato di lei, cliente abituale legata anche a madre e figlia che gestiscono il locale. Il primo sospetto a luglio, quando viene assunta una ragazza per il periodo estivo per permettere alle 2 titolari di andare in ferie. La signora, forse approfittando dell'inesperienza della ragazza, ha cominciato a far sparire i gratta e vinci da dietro il bancone. È proprio da luglio, infatti, che i conti a fine mese hanno cominciato a non tornare più. All'ultimo sospetto, dove ero certa che fosse stata lei, e della mancanza di 2 pacchi interi da 5 euro più mezzo, quindi parliamo di 700 euro circa di gratta e vinci, e decido di escogitare, chiamiamola un piano. Stanca di subire questi furti, la titolare 26enne decide dunque di smascherare la cliente facendosi aiutare anche da altri clienti fidati. Metto una telecamera, do la possibilità alla signora di trovarsi da sola nel locale e in diretta vedo lei che si aggira dietro il banco e si porta via un pacco intero di 20 per del valore di 300 euro. Aurora ha approfittato della sua assenza temporanea, qualche minuto di strada a piedi per andare a prendere il figlio all'asilo per guardare cosa facesse la cliente dal telefonino. A colpo sicuro la 52enne si è infilata dietro al bancone e si è intascato un pacchetto di gratta e vinci andandosene in fretta dal bar. La titolare aveva però avvisato gli esercenti della zona, avvisandoli che presto sarebbe andata a riscuotere i soldi delle vincite dei gratta e vinci rubati, e così è stato. La donna è stata denunciata.